Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati in Corso Magenta, dove c'è la piazza dedicata al maestro Arturo Benedetti Michelangeli. Potete ammirare la chiesa di San Barnaba, oggi auditorium. Centro anch'io. Verso la fine del 200 il famoso vescovo di Brescia, Berardo Maggi, fece ricostruire e ingrandire un convento di antica fondazione che esisteva qui da alcuni secoli e donò poi la struttura agli eremitani di Sant'Agostino. Quest'ordine fu molto favorito da Berardo Maggi, che permise loro addirittura di deviare un corso d'acqua per permettere al nuovo convento di possedere una propria condotta. Gli eremitani di Sant'Agostino divennero presto molto potenti in città, ma nel 400, a causa della loro condotta scandalosa, furono cacciati da Brescia. A quel punto subentrò la comunità dell'Osservanza di Lombardia, che ampliò il convento costruendo la biblioteca e facendola affrescare a Giovanni Pietro da Cemmo. In quel periodo San Barnaba fu frequentata anche da Angela Merici, la quale, mentre si trovava qui in preghiera davanti all'Eucarestia, iniziò a levitare. L'attuale facciata è barocca e risale al 600. Nel 900 i chiostri vennero trasformati nella sede del Conservatorio Musicale Cittadino. Abbiamo visto che l'auditorium una volta era ovviamente una chiesa e anche in questa chiesa avranno celebrato tante messe. Attenzione però, perché l'Enitirria a messa finita. Restate con noi. Centro anch'io. Allora, l'Enitirria a messa finita o l'ha anche uti? Boh, sentiamo un po' cosa dicono i bresciani. Con Marina e Cristina, che sono colleghe di lavoro, ci hanno raccontato in un negozio per sole donne. L'Enitirria, cara Marina, a messa finita. È inutile arrivare a messa finita. Cioè? È in ritardo. Quindi dovete? Andare al lavoro. Negozio. È inutile arrivare a una conversazione quando è già finita. È capitato di arrivare troppo tardi? Sì, Non con sua moglie magari, vero? magari no. L'Enitil, Carlo, ria messa finita, cioè? È inutile arrivare quando le cose sono già fatte. Data condizione in latino, data tracta est. Se è finita, è finita. Così dicevano. So, più o meno. Sì, più o meno. Studiavo quasi 50 anni fa. A spasso con gli amici, no? A scuola? A scuola fai latina anche me. Bene, Carlo, grazie. Ciao. Allora, la nostra Alessia, insomma, credo che sia tutto a posto qua, eh? Complimenti Alessia. Tu che fai nella vita lì? Studio. Che cosa? Ragioneria. Ragioneria, bene, sta andando bene. Benissimo. Stai concludendo che l'anno ormai, ne hai ancora tanti? Un anno ancora. Benissimo, senti Alessia, l'Enitirria a messa finita, Alessia, che significa questo? È inutile arrivare a messa finita. Vi facciamo un applauso per questa cosa, anche per tante altre. No, dico Alessia, che significa questo per arrivare a messa finita? Vuol dire è inutile Ora arrivare? alla fine, quando già tutto è finito. Vabbè, te darei un bacio, ma è meglio fermarsi qua. Senti, l'Enitil, cara Luana, ria a messa finita. Tu sei veronese, ma lo capisci questo, dai. È inutile arrivare a messa finita. Quindi? Che non serve a niente arrivare a messa finita. Sì, vabbè, ma al di là della messa, cioè, L'Enitil ria a È messa inutile finita. arrivare alla fine. È brava Luana. Grazie. Va benone, ci saluti Verona. Certo, ciao Verona. Laura qui Ricciola e Beatrice Liscia, colleghe brave, belle, buone. L'Enitil, cara Laura di Sale Marasino, ria a messa finita, cioè? Oramai è troppo tardi, Perché? perché le cose sono fatte, i giochi sono fatti. Aspetta, così mi fai pure preoccupare. Te lo dicono in casa? Te lo dicevano? Me lo dicono tuttora, spesso, Sei ritardataria. sempre. Tranne che sul lavoro. È inutile arrivare a messa finita, Cioè? cioè che è inutile, Arrivare quando? troppo tardi. È capitato mai di avere un appuntamento troppo No, tardi? no. Oggi, Beh, insomma, che ti frega. ogni tanto. Ci sta, no, Sì, Nicola? sì, assolutamente. No, io non vado a messa, quindi Dire quante volte? è inutile arrivare a messa finita. Cioè? Samuele? Cioè, Io ti ria a messa finita, insomma, è inutile arrivare. arrivare quando tutto è finito ormai. Il motto di oggi è simpatico, l'abbiamo capito, dai. L'Enitirria
a messa finita. È inutile arrivare troppo tardi ad un appuntamento importante e poi può essere anche mancanza di rispetto per chi aspetta. Va bene? Grazie per essere stati con noi, alla prossima!